Malnutriti, ammassati in gabbie sporche, incatenati senza possibilità di movimento, 12 cani sono stati sequestrati e un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta e dal commissariato di Niscemi. Il controllo è stato effettuato nell'ambito di un'attività di prevenzione e repressione delle corse clandestine di cavalli, combattimento tra cani, ed è stato condotto insieme ai veterinari dell'ASP di Caltanissetta. Le verifiche hanno permesso così di individuare stalle abusive per allevamento di equini, di riscontrare le gravissime condizioni igienico-sanitarie con cui venivano custoditi alcuni cani, 2 meticci di grosse dimensioni, uno di piccola taglia tenuti in catena, mentre altri 9 cani, probabilmente allevati per la caccia, chiusi in gabbia all'interno di un box abusivo. 9 cani da caccia erano malnutriti, in ipotermia, costretti a vivere in gabbie strettissime, tra loro le feci, in un unico locale, in quasi totale assenza di luce. In un primo momento l'indagato aveva negato di avere la disponibilità di quei locali, smentito però dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della polizia, che invece hanno trovato un mazzo di chiavi nel suo veicolo che apriva una porta in ferro, unico accesso al manufatto. È stato necessario arieggiare i locali prima di intervenire, in quanto un forte odore non permetteva di operare in condizioni di sicurezza per la salute dei poliziotti e dei medici veterinari. Gli agenti e veterinari così hanno potuto far altro che constatare le gravi condizioni di maltrattamento in danno dei cani, sfamati e trasferiti presso il commissariato di Niscemi da una ditta specializzata nel recupero di animali. Sono stati successivamente sequestrati e affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il comune di Niscemi.